E dunque per il momento nella grafica in sovraimpressione in streaming ricordiamo che il miglior tempo nella stilata finale è il secondo scritto, lo vedete comunque in sovraimpressione che ci dà anche il record della manifestazione 2:10,78 e il primato italiano 2:06,21 di specialità. Siamo in acqua con la quarta batteria, Matilde Cerchiere in corsia 1 per il Piave Nuoto, in 2 Giorgia Perrotta, Idros, in 3 Serena Mometto, Team Veneto, corsia 4 Ania Klinar, Gorenica Radovlica, in 5 Vanessa Andreetta, Nottoli Nuoto, in corsia 6 Sofia Guadagnini, nuotatori trentini, in 7 Martina Torcolacci, Vissauro, in 8 Giorgia De Pellegrin, Gymnasium. Passaggio della Ania Klinar, atleta che ha già partecipato ai Giochi Olimpici con la nazionale slovena, una grande interprete di questa specialità, è stata vincitrice anche dei Giochi del Mediterraneo, finalista ai campionati europei di vasca corta, i Klinar in prima posizione in 1:07,37, Andreetta a 82 centesimi, poi la Perrotta che segue in terza posizione, Perrotta che è stata campionessa italiana giovanile dei 50 stile libero nell'edizione 2013. Attenzione, annuncio di squalifica, l'atleta Vanessa Pesce è stata squalificata per arrivo irregolare, frazione dorso. Klinar che fa la differenza in questa terza parte di gara, dopo la rana si va con lo stile libero, 1:47,40 per la Klinar, in seconda posizione la Mometto, in terza Vanessa Andreetta che ha conquistato in carriera 5 medaglie ai campionati italiani giovanili, il bronzo dei 400 misti nell'edizione 2012. Andiamo a vedere l'epilogo con il miglior tempo della Lemkov fino ad ora, 2:23,09, si prende la leadership Ania Klinar, 2:20,50, 2:20.50 for Klinar, best time in the eliminatory of this event, women 200 meter medley. E dunque suo il miglior tempo nelle qualificazioni dei 200 misti femminili.